Sono con noi Andrea Di Stefano e Francesco Ferrino. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Niente, oggi sono talmente emozionato di avervi con noi oggi che veramente, insomma, grazie è la prima parola che dico a voi e naturalmente anche a loro, perché poi la bellezza, la forza del cinema, dell'esperienza collettiva è bella e ha senso in occasioni come queste, quando ci si ritrova tutti insieme. No, ci tenevo anche a dire che abbiamo insistito a venire qua perché ci veniamo di rado. E invece a me dispiace molto che questa cosa non accada. Io ho avuto la fortuna di venire qui a teatro e ho visto che vitalità c'è culturale e mi dispiace che ogni tanto invece ci si dimentichi di questa parte, per cui è un ringraziamento da parte nostra, però ci tenevamo a essere qua a parlare con voi. Ecco, non è una cosa che facciamo dappertutto, però era tanto che io chiedevo di poter venire qui a parlare dei film che faccio. Grazie davvero. E partirei appunto con Andrea così per chiedergli un attimo di raccontarci un po' la genesi di questo progetto, un po' come nel film che abbiamo visto tutto parte con un flashback e quindi volevo chiederti di raccontarci un po' l'origine di un film anche che io ho trovato personalmente molto ambizioso, nel senso più bello del termine, fare oggi un film italiano, un film di genere, un film che veramente è a metà tra il noir, il poliziesco, il polar. Come ti è venuta questa idea e come ci hai lavorato naturalmente? Ma l'idea è venuta parlando con un agente di polizia e stavamo guardando delle carte processuali di una scena del crimine e lui mi disse una frase che mi fece venire un po' i brividi, perché diceva: sai, io sono arrivato là e a un certo punto mi sono reso conto che alcuni miei colleghi molto probabilmente sapevano molto più di quello che raccontavano, cioè che potevano essere loro dei protagonisti attivi del crimine che loro stavano appunto chiudendo e chiamando la scientifica e tutto il resto. Per cui è cominciato tutto con la prima immagine che avevo cominciato a fantasticare, di questa immagine di un agente di polizia che poi è quello che voi avete visto nel film, che cammina verso una scena del crimine, noi siamo con lui, pensiamo che vada lì per lavoro e poi pian piano mi piaceva provare in modo sadico a destrutturare quello che il pubblico può pensare come la realtà e cominciare a giocare con quelle che sono le percezioni e i punti di vista. C'è una frase molto bella che hai dichiarato in un'intervista, che avevi pensato il film fino all'inizio per Pierfrancesco, però ti chiedo comunque come l'hai convinto e a Pierfrancesco naturalmente chiedo... No, l'ho scritto con lui in mente, per cui quando hai quella certezza è veramente un lusso. Poi ovviamente se lui avesse detto che non faceva il film mi sarei suicidato, però è stato molto gentile. Sono stato gentile, ma che sei scemo? No, a me mi è arrivata la sceneggiatura e ho detto: ma che figata, ma che bello, esatto. Ma finalmente. Cioè, Raccontaci come hai lavorato per noi ci conosciamo da qualche anno perché abbiamo diventare... fatto un film insieme tanti anni fa, come attori entrambi. Dopodiché io avevo seguito il suo percorso, lui forse il mio anche. E a un certo punto, per casualità, negli anni precedenti a questo incontro, ci eravamo visti lievemente più spesso, ma per caso. E un giorno mi dice: posso mandarti una cosa da leggere? Dico sì, io la leggo. E così come per il film non riuscivo a staccare gli occhi dalla pagina e mi sono detto: ma sarebbe bellissimo fare un film, tornare a fare un film così. È un film molto ambizioso, come dicevi prima, perché sono i film su cui si può cadere più facilmente e sono anche film che però richiedono il coraggio da parte di tutti, da parte della produzione, da parte anche del pubblico, di volersi fidare. E quindi, però, visto che viviamo secondo me in un momento in cui il pubblico non ha un grande desiderio di vedere cose diverse, poi per il pubblico intendo io, nel senso che io faccio parte del pubblico come voi, e quindi se mi capita una cosa del genere per le mani dico: ma che bello sarebbe vederla.
E quindi io subito ho detto sì, non fa tanto quello che mi ha dovuto pregare, perché non è vero. No, devo dire che non solo hai detto sì, ma che hai anche protetto il progetto, perché lui mi è servito un po' come sponda, cioè nel senso quando... Sì, ogni tanto facevo quella arrabbiata, capito, con la produzione, no, allora no. Lui gli dicevo guarda che sì, però a loro gli devo dire no. Adesso ne abbiamo anche qui parte della produzione, però insomma me la sono dovuta un po' tirare, ecco, come un po' un'attrice offesa. E allora ho fatto no, ma non si può fare così, no, allora non lo faccio. Invece toglici una curiosità, quando gli hai accettato sapevi che poi anche il set su cui ti avrebbe portato Andrea sarebbe stato un set un po' rocambolesco, perché forse è bene ricordarlo, tu hai girato interamente in pellicola e soprattutto hai girato di fatto senza effetti speciali, diciamo digitali aggiunti. Il 90%, correggetemi, di quello che vediamo lì, o forse anche di più, è vero. Sì. Questo che cosa poi ha significato anche per te sul set? Guarda, io quando accetto di stare dentro un film divento il soldato del regista. Nel momento in cui io entro dentro un film sono il paladino del comandante, per cui ci sarebbe da buttarsi da lì. Vabbè, però lo fai. E soprattutto, cioè, un'interpretazione di un attore non salva un film. Un film fa diventare grande un'interpretazione di un attore, ma viceversa cioè, se io vi chiedo qual è la vostra interpretazione, l'interpretazione più grande di un attore, sarà sempre dentro un grande film. E sarebbe un gesto suicida da parte mia mettere dei paletti a lui per evitare di stare nel suo film come lui immagina il suo film. Quindi mi ha detto sì, c'è da correre, corriamo, sta attento che quello esplode, esplode, attenzione sono le macchine, sì, pianino, però poi lo fai e anche poi una volta che l'hai fatto sei anche un po' gasato, diciamo, ho fatto, ci sono riuscito, cioè, ho corso tra le macchine in fiamme, che bello, lo dici a casa, sono vivo e però racconti com'è andata. Fra l'altro immagino anche appunto tecnicamente avete girato di fatto sempre di notte. E un'altra caratterizzazione secondo me che aggiunge un ulteriore tassello anche all'ambizione del film, avete scelto una città, Milano, che forse veramente farei fatica ad immaginarne un'altra come sfondo di questo film, anche perché credo che permetta così di accendere una serie di sottotemi anche sociali, in qualche modo politici del film, no? Sì, Milano aveva delle caratteristiche che per noi erano interessanti, perché anche la scelta di Milano è stata un po' fatta assieme. Ovviamente era più complicato andare a girare a Milano, era più costoso, però è una città che a me piace sempre il conflitto all'interno della narrazione, è una città che ha un positivo della fotografia, è questa città della moda, della finanza, delle grandi ricchezze italiane, degli eventi sportivi. E mi interessava immaginare anche da un punto di vista visivo come raccontare il negativo della fotografia, per cui anche poi abbiamo strutturato la fotografia, l'avete visto, con questi gialli, questi oro, in contrapposizione al nero, questi blu luccicanti sul suo volto. Ogni volta che c'era un primo piano avevamo sempre delle luci che andava dal buio alla luce. E poi parlando con agenti della DIA il tessuto criminale di Milano era quello che trovavamo più sorprendente, che un po' che rispecchiasse anche quella che era la natura della città, cioè che tutte le organizzazioni classiche criminali italiane a Milano fanno affari tra di loro senza problemi, possono fare business per un affare, sono amici e poi vanno per le loro strade, ma se c'è da fare i soldi nessuno si schifa di collaborare, sì. No, e in più sì, quella cosa che dicevi secondo me, cioè, lo leggiamo sui giornali tutti i giorni. Oggi c'era un altro articolo che diceva il single milanese non si può permettere l'appartamento in affitto, no? Allora, una storia al cui centro c'è una difficoltà economica e la tentazione di migliorare la propria vita attraverso un salto economico improvviso, probabilmente in una città che comunque ti sbatte in faccia in maniera così evidente quella che può essere la difficoltà o anche la disparità sociale. Cioè, Milano è una città comunque in cui la ricchezza si vede evidentemente,
Quindi queste sono persone che lavorano di notte in una città in cui attorno a loro sfrecciano spesso supercar ed è una città in cui appunto, come nell'inquadratura iniziale, cioè da city life poi piano piano vai verso la città diciamo comune, normale, però poi è a city life che nei nostri racconti di Milano guardiamo. Quindi quest'uomo accetta di uscire un pochino dal suo seminato per entrare in un cono di luce che può illuminarlo o bruciarlo, però a Milano è molto più evidente che se non a Roma piuttosto che a Napoli, dove queste realtà convivono un po' di più. Io entrando ho detto ad Andrea e Pierfrancesco che noi abbiamo un pubblico incredibile e quindi è giunto il momento di dare la parola a voi se avete qualche curiosità, anche qualche forse commento, qualche sensazione, insomma, a botta calda appena visto il film. Mi è piaciuto molto, innanzitutto grazie ancora perché è stato un film andato via fluido, bellissimo, sono un tuo, anzi siamo io e mia moglie dei fans sfegatati. E volevo fare due domande diverse, la parte regia e la parte invece interpretativa, no? Nella parte regia, qual è stata la parte più difficile nella realizzazione di questo film? Per quanto riguarda la parte interpretativa, mi è piaciuta moltissimo anche la parte interpretativa tra la famiglia e il doversi creare un bivio con la famiglia di lei che portava tutto quanto una serie di, chiamiamole tra virgolette, tradizioni, no? Ecco. E nei vostri due lavori differenti, ma comunque dopo hanno avuto una trade union eccezionale, qual è stata la difficoltà maggiore in questo film? Grazie. Ce ne sono state tante. Era un film molto complicato da mettere assieme, per cui prima dalle riprese, e un film complicato poi da girare. Prima dalle riprese io ho trovato una difficoltà a far accettare, non c'era voglia di accettare, a far comprendere l'ambizione del progetto. Ho sentito che c'era una situazione un po' di stanca, di risposte facili, ma in Italia non si fa così. Ma noi non lavoriamo così, quello è stato un po' di... è stato per me logorante da un punto di vista emotivo. Durante le riprese sono, ecco, le scene in cui in qualche modo Pierfrancesco, ecco, corre davanti alle macchine che sfrecciano a 100 all'ora. Quelle sono scene che purtroppo siamo italiani, gli americani avrebbero fatto 2 settimane di prove perché hanno 180 milioni di dollari per fare i film. Noi abbiamo fatto quanto? Una prova di un'ora e mezza e poi tu sei andato. Per cui stavamo tutti quanti con i rosari a pregare. Si sta rendendo conto di cosa gli hai fatto fare adesso? No, ma lui devo dire che... Ma io dovevo dire no. O anche in autostrada, come avete visto, quei tir che c'erano sullo sfondo. Che si divertivano a puntarci. Tra l'altro. Erano tir veri, per cui erano anche arrabbiati, perché noi andavamo un po' più piano nel traffico e avevamo la ruota bucata, ovviamente. Però c'era Pierfrancesco che guidava, recitava, stava attento ai tir, dava le battute, non è insomma... Multitasking. Molto multitasking. No, per me la cosa più complicata in assoluto che volevamo assolutamente fare era raccontare un uomo comune. L'ambizione era che quell'uomo fosse seduto in sala e che ogni tanto, soprattutto devo dire quando si ha a che fare con certi ambiti sociali, io trovo che il nostro cinema si senta migliore perché si sta occupando di qualcuno che guadagna meno di chi lo fa, e la trovo un'attitudine orrenda, e quindi per farsi poi dire vedi come sono vicino al terziario, ecco, è una cosa terrificante.
terrificante, anche perché conosco pochissime persone che poi fanno beneficenza con quello che guadagnano. E per me lo faccio sempre questo, però in questo caso c'è stata una grande attenzione a non ipotizzare da parte mia nessun giudizio nei confronti di questa persona. Cioè sono stato sempre attento a guardare se nelle scelte interpretative che facevo, che facevamo, ci fosse uno sguardo o eccessivamente pietistico o eccessivamente sprezzante, perché una cosa da cui siamo partiti rispetto al discorso che faceva lei, questo è un uomo che si racconta onesto, ma insomma qualche marachella la fa già dall'inizio, no? Però fa anche parte di tutti quanti noi. Cioè se mi chiedi ma tu sei una persona buona, io dico sì, e poi però c'è qualcuno della storia della mia vita che potrebbe dire chi tu buono, ma tu non ti ricordi quella volta che hai fatto quella roba? Ecco, cioè noi abbiamo tutti quanti di noi un racconto di noi stessi e molto spesso le persone intorno a noi poi ci richiamano, ci rimandano qualcosa. Ora è utile che Franco Amore venga giudicato un onesto, che vuol dire anche che si può fregare, no? È utile per una serie di persone e è utile forse anche a lui dare colpa ai parenti della moglie perché non ha fatto carriera, ma magari non aveva il talento per far carriera, no? In quel piccolo, nella scena dell'aeroporto. E trovo che tutto questo sia un bel racconto di italianità. I nostri eroi, se ci pensate, nella nostra cinematografia sono quasi sempre quelli anche un po' meschini che poi alla fine hanno un colpo di coda che loro stessi non sanno neanche di poter avere, dal generale della rovere di De Sica fino a Tutti a casa di Sordi, fino alla Grande Guerra. Cioè, il nostro eroe è uno che non ce la fa, il nostro eroe parte sconfitto. Perché? Perché noi abbiamo i dubbi e perché siamo latini, perché abbiamo 2000 anni di storia alle spalle quantomeno e perché non abbiamo risposte, abbiamo un sacco di domande. E Franco Amore in questo secondo me è profondamente italiano e io sono particolarmente orgoglioso del fatto che in questa storia che siamo così abituati a vedere generalmente fare da persone che sicuramente la sanno risolvere, Favino, che può toppare, vi fa stare un pochino più così, voi dice ma no, cioè, Favino può pure non farcela, no? Se c'era Di Caprio da contratto non era possibile, no? E quindi da mezz'ora prima della fine eravate sicuri che ce l'avrebbe fatta, invece è un giovane attore, è un collega di oltreoceano, ha fatto due cosine interessanti. Forse abbiamo tempo per un'ultima domanda, vai. Aspetta che faccio un salto io, dai. Come giovane attore, quali possono essere quelle scelte che danno il via a tutto e che fanno appassionare ancora di più al mestiere? Quanto tempo abbiamo? Io ti dico il mio punto di vista, poi secondo me è molto interessante che ti dia anche il suo. Per favore, io come consiglio, guardandoti, ti direi dai retta a quello che senti che non funziona per te, guardandoti. La mia sensazione così a prima vista è che la domanda che mi fai non è qual è la scorciatoia che devo prendere. E allora se c'è qualche cosa qua dentro che quando gli altri ti fanno fare una roba non ti funziona, passa per forse è il problema mio, però pensa anche, ma magari vado a cercare qualcun altro che parla in un altro modo e questa mia sensazione trova una ragione d'essere. E io ho fatto l'accademia, durante tutta l'accademia mi sono sentito un cane disperato e sono stato e rimasto cane per tanto tempo. Però dentro di me c'era una cosa che mi diceva: ma non è possibile che fare questo mestiere sia così tanta sofferenza. Perché non sto bene quando lo faccio? Se deve essere questo non lo faccio.
Però sentivo che c'era il mio corpo che mi diceva guarda che non può essere così, non puoi essere un pezzo di legno. E poi quindi mi sono guardato intorno, ho cercato delle altre persone, ho cercato degli altri modi di lavorare. Ho incontrato un insegnante inglese e sai quando incontri il professore che ti fa appassionare di quella cosa? La materia è la stessa, ma quello è capace di farti vedere una luce in fondo al tunnel che prima non vedevi. Ecco, non smettere di cercare le persone che parlano a te. E allora la domanda che mi hai fatto piano piano si chiarirà, perché sarai tu a proporti quelle cose lì. E quindi sarai tu, anche perché abbiamo un disperato bisogno della vostra voce. Io dirigo una scuola a Firenze, non vedo l'ora che mi mandiate in pensione, perché abbiamo un disperato bisogno della vostra voce, perché la vostra voce sicuramente sarà più interessante della nostra. Non c'è molto da aggiungere. No, io credo che da attore che poi è diventato regista, a me mi ha sempre fatto diventare pazzo, soprattutto quando poi sono diventato regista, il modo in cui gli attori sono visti. Perché il mestiere dell'attore è visto come un mestiere che possono fare tutti quanti. Sì, lo possono fare tutti quanti. Farlo bene è complicatissimo. Puoi farlo, ma farlo bene è complicatissimo. È complicatissimo anche perché quello che poi vedrai che a te ti diranno ai provini o ti tratteranno sui set o nelle pièce teatrali è come macchina parlante di quelle battute là. Invece bisogna andare all'origine di che cosa è che noi facciamo. Noi come esseri umani su questo pianeta siamo gli unici animali che siamo completamente drogati dalle storie, dalla narrazione. Facciamo le guerre per dei testi scritti religiosi o per dei testi scritti di ideologie politiche, per delle storie scritte da qualcuno che si è messo lì con... L'attore è un portatore di storie, per cui devi sempre capire qual è la storia che sto raccontando. E più informazioni tu porti sulla storia che tu vuoi raccontare, anche se all'interno c'è 2 battute in una pièce teatrale, più l'attenzione degli esseri umani come animali saranno indirizzati verso di te. C'è un'ultimissima domanda, me l'hanno segnalato dalla produzione, non si può dire di no alla produzione, che anzi ringraziamo, facciamo un applauso anche a Viso. Grazie. Non so se arrivo in fondo alla domanda perché sono emozionatissima. No. Sono stata a vedere il film venerdì e la prima volta è l'emozione pura. E quindi tante cose che mi hanno fatto saltare sulla poltrona non avevo neanche capito il perché bene. Cioè non avevo dato un nome. E rivedendole oggi, ad esempio la scena in cui per la prima volta Amore prova il numero di telefono sconosciuto, ho detto Hitchcock. Cioè dopo riesce a leggere tutti i rimandi, il guanto. Quindi grazie davvero, perché era da tanto che non vedevo un film così. E l'altra cosa, avevo ascoltato il vostro podcast e volevo chiedervi quanto c'è poi nella costruzione del personaggio, prima a livello di scrittura e poi per l'attore di studio, che si ruba dalla quotidianità, da queste persone che avete incontrato, che poi vi accompagnano, e come si riesce a non farle diventare un peso nel momento in cui si recita. Cioè, ad un certo punto uno deve essere libero e andare. Ecco, grazie. Visto che ce l'hai fatta, è stata anche bravissima. Bella. Alfred, inizia tu. A me mi piace costruire davanti alla scrivania una sorta di struttura, faccio con i post-it, qui succede questo come per avere una sorta di mappatura di quello che è. Poi però una volta che so l'inizio, più o meno come finisce, quello che per me è fondamentale, perché mi diverto proprio, non lo faccio perché sono un talebano della ricerca, perché facendo ricerca trovo quelle cose divertenti su
che so che poi sono narrative sul grande schermo. E sono influenze che ho avuto dalla commedia italiana, da chi... Noi abbiamo avuto una grandissima generazione di sceneggiatori e registi che avevano vissuto la guerra, per cui ne avevano veramente viste tante e poi le mettevano sullo schermo. Io in qualche modo provo a fammi vedere che cosa c'è là fuori, come la gente, come parlano. E la cosa di questi poliziotti, soprattutto in Italia, c'era proprio una nota musicale che a me mi emozionava e mi commuoveva, era queste carriere in cui hanno tutti, ecco, l'ambizione di essere onesti, che non vuol dire essere onesti. Sono persone che ci credono veramente al loro lavoro e nella scelta che hanno fatto. Negli anni, nelle delusioni, negli scatti che sono mancati, o le carriere che non sono mai decollate e che si avvicinano alla pensione o alla seconda parte della carriera in polizia, sono tutti quanti un po' amareggiati, anche per come li guardiamo noi. Perché è quello sguardo, quel voler essere fieri di essere italiani, tra di loro questa cosa che loro chiamano la fratellanza, e che poi pian piano vanno via nel dimenticatoio, era una cosa che mi toccava molto, per cui non è solamente di come parlano e quello che fanno, è mettere a fuoco una nota emotiva di queste persone. Poi devo dire che io posso fare fino a 4,5, però poi c'è una faccia, adesso non dico però c'è una faccia che è grande, c'è uno sguardo, c'è molto di quell'elemento proprio toccante del personaggio, è l'attore che lo porta, perché lo fa suo, perché diventa quella persona. Per Francesco era diventato il personaggio. Per cui fino a un certo punto lo fai, ti basi sulla realtà e poi la realtà diventa arte in un modo più ecco, io avevo dei momenti che mi rendevo conto che stavo guardando a un equilibrio, cioè quasi mi imbarazzava a vedere quella scena che stava succedendo sul Combo, che è questo schermo sul set. Per cui è realtà, devi rispettarla, ma poi devi essere capace di levarla all'arte, fondamentalmente. Più o meno la stessa cosa, nel senso che tu incontri queste persone, il rispetto che dicevo prima è la prima cosa, dopodiché se lasci che la tua attenzione rispetto ad alcuni dettagli piuttosto che ad alcune cose che ti vengono dette elabori pensiero, elabori delle associazioni magari libere, no? Che magari non sembrano avere nulla a che fare con quello che ti è stato detto, però poi al loro interno scegli quelle che sono narrative, perché poi ci sono tante, se ti innamori di una cosa, di un dettaglio che però poi non è racconto, non serve. Abbiamo incontrato tante persone, non è il fatto che lui parli in questo modo, per esempio, ma è il racconto del fatto che parlare in questo modo ti fa sentire che è una persona che da quando ha 18 anni che vorrebbe essere milanese e non pugliese, perché così lo trattano meglio, perché così si sente integrato. È un milanese del tacco, però perché? Non è faccio il pezzetto di bravura, perché negli anni 80 i poliziotti sono saliti tutti da lì e dalla Calabria. Ed è molto difficile che incontri qualcuno che ti fa patente il libretto per favore, ne favorisca il documento, grazie. È quasi tutto così, no? E dietro a quella cosa lì, a quella voglia di essere integrato, a quella voglia di sentirsi parte di una cosa più grande, tutti loro hanno un desiderio di stare a Milano. Ora se tu vuoi stare tranquillo te ne stai al paese, no? Invece c'è gente che da Pavia chiede di andare a Milano perché così può essere più utile, no? Quella cosa lì ha una vitalità dentro che poi ti muove, no? A te come persona, e quindi desideri anche di più rispettarla, ma desideri anche di più che Franco Amore ce la faccia, no? Non solo come personaggio di scrittura, ma tu come Pierfrancesco Favino devi da dire dai Franco, ce la facciamo, no? E piano piano quella realtà deve diventare corpo, deve diventare il tuo corpo,
l'orecchino e il tatuaggio, perché non sia mai che mia moglie, che è più giovane, scappa. Sì, un po' di palestra, però anche un po' di panzetta. Difficoltà a stare dietro a tutto questo, il rapporto con la figlia, non far patire agli altri. Insomma, io gli voglio molto bene a Franco Amore, perché penso che Franco Amore si meriti di farcela. E se io che lo faccio penso questo, se riesco a trasferire questo desiderio, probabilmente il pubblico vorrà dire dai, è Franco pure lui, e quindi alla fine del film dirà dai, è Franco, che era un altro titolo. Grazie davvero, purtroppo dobbiamo scappare perché c'è un'altra sala dopo di voi che vuole incontrare Pier Francesco Andrea, quindi grazie davvero a tutti. Se vi è piaciuto il film ditelo, se non vi è piaciuto parlate d'altro. Uscite da questa parte gentilmente. Grazie. Uscite da...